Una notizia bomba ha appena scosso Napoli e riacceso il dibattito sul futuro del club. Dietro le quinte del Napoli, un incontro decisivo ha completamente cambiato il corso della stagione. Antonio Conte, l'uomo che ha guidato la squadra al tanto atteso quarto scudetto della storia azzurra, è stato molto vicino a lasciare la panchina. Ma una conversazione a Roma con Aurelio De Laurentiis ha cambiato tutto. Il presidente, consapevole che perdere Conte avrebbe significato far crollare il progetto più vincente del club degli ultimi anni, ha fatto qualcosa di raro, ha ceduto completamente alle richieste del suo allenatore. Secondo le informazioni rivelate dal team sportivo di Radio CRC, Conte era combattuto. Nonostante un altro titolo nel suo palmarès e l'idolatria dei tifosi, non era soddisfatto. Riteneva che la società non lo avesse sostenuto come avrebbe dovuto nei momenti cruciali della stagione. Stanco di vedere promesse non mantenute e rinforzi arrivare fuori tempo, aveva seriamente preso in considerazione l'idea di lasciare. È stato allora che Giovanni Manna e De Laurentiis lo hanno convocato per una riunione privata nella capitale. Lì, in un confronto teso e diretto, il tecnico ha posto 3 condizioni irrinunciabili per restare alla guida del Napoli. La prima condizione è stata avere pieno controllo su acquisti e cessioni. Conte ha preteso che nessuna operazione di mercato venisse effettuata senza la sua approvazione diretta. Vuole decidere chi entra e chi esce, modellando la rosa secondo la sua filosofia e le sue esigenze tattiche. Una richiesta delicata, ma fondamentale per costruire una squadra competitiva e perfettamente allineata allo stile contoniano. Intenso, disciplinato e mentalmente granitico. La seconda condizione è stata ricevere i giocatori richiesti prima dell'inizio della stagione. Basta acquisti last minute o colpi dell'ultimo giorno di mercato. Conte pretende tempo per allenare, adattare e creare una vera sinergia tra le pedine. È stato chiaro, non si costruisce una squadra vincente in agosto. Una richiesta apparentemente semplice, ma che tocca uno dei punti più critici della gestione De Laurentiis, noto per le trattative lunghe e gli annunci a ridosso della chiusura del mercato. Infine, la terza condizione, avere una rosa ampia ed equilibrata. Con il Napoli impegnato in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, Conte ha sottolineato che non accetterà una squadra con lacune strutturali. Vuole profondità, alternative valide in ogni ruolo e riserve all'altezza dei titolari. Sa bene che senza rotazione, il gruppo si logora in fretta, e questo è già costato caro in stagioni precedenti. De Laurentiis ha ascoltato tutto con attenzione. E, sorprendentemente, ha detto sì a tutto. Il presidente ha capito che trattenere Conte era più importante di qualsiasi risparmio o lotta di potere interna. La sua risposta è stata secca: va bene, ti renderò felice. E ha mantenuto la promessa. Il Napoli si è tuffato in una campagna di mercato aggressiva, portando rinforzi di qualità, riequilibrando la rosa e soddisfacendo quasi tutte le richieste del tecnico. Questa nuova alleanza tra Conte e De Laurentiis segna una svolta epocale nella storia del club. Per la prima volta, il Napoli sembra avere un allenatore con piena autonomia e un presidente disposto a fare un passo indietro pur di garantire i risultati. Il rapporto tra i due, un tempo segnato da tensioni e diffidenza, si è trasformato in una partnership strategica, guidata da un obiettivo comune: mantenere il Napoli tra le potenze del calcio europeo. E ora, tifoso azzurro, vogliamo sentire la tua opinione. De Laurentiis ha fatto bene a concedere tanto potere a Conte, oppure rischia di consegnargli troppo? Pensi che questa nuova fase consoliderà il Napoli come una forza europea o creerà nuovi conflitti interni? Scrivilo nei commenti, la tua voce è fondamentale in questo dibattito. E naturalmente, se ami il Napoli quanto noi e vuoi sostenere il canale per continuare a ricevere le notizie più calde ed esclusive sul nostro club del cuore, lascia un super thanks qui sotto e mostra tutta la forza della passione azzurra.